Appuntamento di fiere e dintorni con il Salone Internazionale del Franchising, è arrivato alla sua 29esima edizione, ci conduce questa volta all'interno del territorio di Bascapè. Siamo a pochissimi chilometri da Milano, siamo nella provincia di Pavia, una zona votata alla coltivazione del riso, dove incontriamo chi da 16 anni ha strutturato una tenuta completamente rivisitata in accoglienza e in accoglienza enogastronomica. Tenuta Camillo, questa è la struttura ricettiva che vi vogliamo consigliare. Questi ne sono i segreti fatti di natura, di ecosostenibilità e di splendida ospitalità. Una grande novità vicino a Milano, siamo a Bascapè, siamo con Franco Camillo Nidasio, titolare di Tenuta Camillo, una tenuta immersa nel verde dove oggi c'è anche la possibilità di dormire su un albero con una casetta completamente in legno. Sicuramente una cosa un po' alternativa che sta avendo un successo un po' a livello nazionale, perché c'è anche un programma che è appena uscito che appunto parla di queste case sugli alberi. Il progetto è iniziato a novembre dell'anno scorso e l'abbiamo realizzato nel periodo invernale, l'abbiamo fatta noi, io con l'aiuto di un mio collaboratore. È iniziata così un po' per scherzo, poi è venuta talmente bene che alla fine abbiamo pensato di farci una camera, poi abbiamo fatto anche il bagno e adesso la stiamo proponendo ai nostri ospiti un po' come cosa alternativa alle camere classiche che abbiamo agli appartamenti. Ecco, chi è che sceglie una abitazione, un alloggio su un albero, visto che lei ha già avuto modo di provare e testarlo con la clientela? Ma sicuramente delle coppie, le coppie anche alla prima notte di nozze, oppure che vogliano farsi un fine settimana un po' alternativo. Tenuta Camillo che struttura è? Tenuta Camillo è un'azienda agricola intanto, perché fondamentalmente noi produciamo mais, riso, soia eccetera, quindi è un'azienda a tutti gli effetti agricola. Poi l'alternatività l'abbiamo data creando gli alloggi, la ristorazione eccetera, che appunto volevamo diversificare un po' da quello che era il settore agricolo, quindi ci siamo messi nell'agriturismo e anche nella ricettività. Piscina e possibilità di strutturare congressi e convegni all'interno della struttura. La sala meeting che abbiamo è tutta dimensionata per il numero di persone che siamo normalmente abituati a ricevere, quindi siamo nell'ordine della trentina di persone. E invece per quanto riguarda la piscina è una scelta che abbiamo fatto da subito, perché comunque ci sembrava una cosa giusta proporre a dei clienti nella pianura padana comunque un qualcosa di alternativo, un refrigerio che nel periodo estivo qua da noi comunque è quasi fondamentale. Infatti nei nostri programmi ci sarà proprio l'ampliamento di quello che è la piscina, cioè ne faremo probabilmente un'altra. Adesso stiamo lavorando su un progetto, quindi speriamo di realizzarla entro la prossima primavera-estate. Tanti buoni motivi per cui venire a Tenuta Camillo. Perché sceglierla? Ha detto direttamente da lei? Perché siamo bravi, siamo comodi, perché siamo vicini a Milano e offriamo comunque un prodotto di qualità sia per quanto riguarda l'alloggio che la ristorazione. www.tenutacamillo.com